Riprendiamo la linea. Allora, anche qui prima di entrare nel vivo del gastronomico, abbiamo sentito che cosa ha detto Tiberio Rabboni, agricoltura di montagna. Marco Bergami, vicepresidente CIA Emilia Centro, e voi come li affiancate? Perché i problemi non sono pochi, a parte la quantità delle produzioni, cioè qui si parla di ungulati, si parla di tante cose. Sì, sicuramente ci sono tanti temi molto importanti e anche difficili da affrontare, però noi come Emilia Centro abbiamo voluto fortemente un incremento, diciamo, della nostra presenza anche come uffici territoriali della montagna, perché crediamo molto nella montagna per tutte le sue eccellenze, ma soprattutto abbiamo lavorato con gli agriturismi, perché per noi di CIA Emilia Centro l'agriturismo è il front office nei confronti delle comunità, dei consumatori, di quelli che curiosamente vogliono venire a scoprire. A scoprire cosa? Noi agricoltori siamo i depositari di tanti segreti dell'agricoltura, del territorio, della montagna, ed è questa piccola grande enciclopedia che noi riusciamo a trasmettere a chi ci viene a trovare. L'agriturismo con le accoglienze che offre a tutti è il punto, diciamo, giusto per riuscire ad approfondire tutti questi temi in un momento così difficile, perché stiamo vivendo un momento che è molto tragico anche per tutti i fatti che stanno succedendo. Di conseguenza è molto importante che noi continuiamo, noi siamo le sentinelle del territorio, noi siamo quelli che abbiamo mantenuto soprattutto la montagna e abbiamo visto dove non c'è agricoltura, la montagna che sta scendendo a valle, ecco, è un modo di dire, ma un modo di dire veramente concreto. Quindi io penso che tutto il lavoro che noi come CIA 1100 stiamo facendo è proprio rivolto all'agricoltura del futuro, al ricambio generazionale e a riuscire a trasmettere alle nuove generazioni tutto il bagaglio di esperienza che abbiamo. A me sembra che proprio anche su questo fronte le aziende che tu hai visto, li abbiamo visti, i giovani ci sono. Sì, ci sono i giovani e quindi se restano i giovani perché comunque c'è un'opportunità di reddito per loro, altrimenti si allontanerebbero dalla montagna. Un'agricoltura del territorio montano che cambia e cambia anche in termini di metodi culturali, no? Si parla di distretto biologico dell'Appennino bolognese. Rabboni, su questo a che punto siamo? Sì, è un progetto del GAL, dell'Appennino bolognese, che ormai è giunto al traguardo. A gennaio del prossimo anno si andrà davanti al notaio per costituirlo formalmente. Ovviamente andranno chi? Andranno i produttori agricoli, i trasformatori e comunque tutti coloro che sono interessati al biologico. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è dare ancora più forza a questa naturalità che caratterizza le produzioni appenniniche. Qui gli allevamenti sono all'aperto o in condizioni semibrade, si coltivano le grani antiche, eccetera, eccetera. E il 35% delle superfici sono già coltivate con metodi biologici. Anche le produzioni che non sono certificate biologiche di fatto hanno un forte connotato di naturalità. Ma cosa c'è? C'è che quella dell'Appennino è una realtà di piccole imprese e le piccole imprese da sole non vanno lontano. Se si mettono insieme, se fanno rete, se costituiscono un distretto organizzato dove si aiutano gli uni con gli altri, dalla parte agricola, ma anche nel rapporto tra agricoltori e trasformatori, tra trasformatori e canali commerciali, io credo che ci sia un futuro positivo davanti per l'agricoltura appenninica. Questo è l'obiettivo. Io a questo punto davanti a noi abbiamo qualcosa che, esatto, entriamo nello spirito natalizio proprio, della tavola. Allora, intanto tagliatelle verdi, crescentine e i vostri salumi. Esatto. La tagliatella è stato il piatto con cui siamo nati nell'immediato dopoguerra e l'idea della tagliatella all'ortica è nata perché permetteva di risparmiare un uovo su ogni chilo di farina. Quindi è un piatto povero di per sé, sempre più difficile da riprodurre perché la raccolta delle ortiche in questi anni
è complicata, però siamo in una zona molto interessante, come diceva prima Rabboni. Abbiamo dei fossi dove nasce ancora l'acqua, si riproducono trote d'acqua dolce, i gamberi, e lì troviamo ancora le ortiche naturali, quindi le possiamo lavorare. Dopodiché c'è un discorso legato a tutto il resto, che mi piacerebbe magari ne parlasse Luca, Bene. perché è appena iniziato, è un annetto e qui ci sono già alcuni dei suoi prodotti. Bene, allora... Che ha fatto con le sue mani. Che ha fatto con le sue mani. Allora Luca, adesso tocca a te stare qua vicino al caldo. E salumi, e questo è quello che nasce dall'amore, dall'attenzione, dall'allevamento semibrado delle more romagnole. Assolutamente sì, qua abbiamo solo qualche esempio di quello che in realtà è tutto il nostro campionario di salumi. Vediamo una salsiccia fatta completamente in casa, usiamo solo capocollo, spalla, pancetta, vino, sale e aglio. Ricetta antica ma ancora piuttosto valida. Nel piatto invece abbiamo i nostri salumi classici che serviamo in tavola, capocollo, pancetta, salame e prosciutto. Per quanto riguarda invece il mondo della distillazione... Ah, aspetta, adesso il mondo della distillazione, aspetta, gli chiedo solo una cosa, poi te lo lascio, perché con la distillazione poi c'è il nocino, lì diventa, sto in mezzo perché Bologna-Modena la vedo dura. Una curiosità, ti avevo detto, nel pane cosa ci mettete l'impasto che abbiamo visto quando l'abbiamo sfornato? Ho detto te lo chiedo dopo, adesso me lo dici. Però. Il segreto del pane è usare come lievito madre l'impasto delle crescentine della sera prima. È una cosa che in pochi hanno, noi abbiamo la fortuna di ogni giorno ripetere cicli che portano poi ottimi risultati in tavola. Ecco, quindi il lievito madre, che anche questo nasce e cresce in azienda. Claudio, vai di distillati? Allora, distillati e infusi, vedo che hai una grande predisposizione e cultura, no, di questi. Adesso mi avvicino, Bravo. Scusa, Sì, passo però... davanti. Hai questa grande esperienza, direi, ma soprattutto anche hai elaborato delle ricette tue personali. Si va dal nocino, ma tanti altri infusi. Allora, raccontacene alcuni, perché vedo che il gin è stato impiegato in diverse bottiglie con diverse ricette. Esatto, allora il gin è la novità che è arrivata a Caguidotti, ovvero nasce da un'idea comune mia di Luca, ma è un prodotto sul quale ha lavorato lui principalmente, perché su questo gin è nato un progetto che si chiama Gli Autoctoni, che è un'attività connessa sempre a Caguidotti, dove i ragazzi si ritrovano a fare eventi e vengono serviti questi prodotti un po' particolari. Sono 3 tipologie di gin, uno a base di ortica, uno a base di ortica e zenzero e l'altro invece un po' più morbido con fiori di bisco e zafferano e ortica. Permettono di avere 3 profumi diversi, ma la peculiarità è quella sempre di mantenere una storicità del prodotto, ovvero di lavorare in infusione, perché adesso si parla molto di distillati o di infusi, ma la storia insegna che il gin nasce come infuso. E un altro infuso importante, conosciuto insomma nei nostri territori, è il nocino. Nocino, anche tu in azienda hai diverse noci, quindi fai questo prodotto raccogliendo il mallo in giugno, insomma, poi c'è una data storica, no? Che è il 24 di giugno, che però non è sempre quello il momento giusto, perché vanno assolutamente valutata la loro consistenza. Allora, non ti chiedo la ricetta nei dettagli perché non vogliamo svelare nessun segreto, però tu questo prodotto lo fai maturare anche alcuni anni prima di servirlo. Sì, questo prodotto io almeno lo porto a 2 anni, almeno, prima di poterlo servire. Rimane anche un anno in infusione e lo faccio al buio. Questo è un altro elemento, ad esempio, che contraddistingue altre ricette, no? Che invece dicono di lasciarlo al sole. Ho sentito dire che dalle parti di Modena in tanti lo fanno al sole. È così. Dalle nostre parti invece l'abbiamo fatto sempre al buio, ovvero questa è la ricetta di mia nonna che mi ha lasciato in eredità e che io ho depositato e quindi è diventata esclusiva di Caguidotti, mia e di Luca. Quindi nessuno può imitarla? No, questa no, cioè o la conosce oppure no. Allora direi che insomma abbiamo... Io direi, sei stato anche molto elegante, devo dire, sei stato bravo, non hai fatto danni, temevo. Perché lui conosce la mia provenienza. Lo so, allora, appunto, lui insomma... conosce, tutti conosciamo la tua provenienza, appena visto il nocino, ovviamente adesso lui è di Modena, va bene, di Castelfranco, giusto? Sì, Sì. Quindi ma si sa che il nocino è Sono una tradizione. A Tu cavallo tra sei Modena e a Bologna. cavallo, appena visto il nocino, tic, gli si è l'antenna subito, dice fanno il nocino anche qua, chissà come fanno
il nocino, non lo saprai mai. No. Detto questo, io direi cominciamo a pensare ad aprire, a stappare per il brindisi. Chi lo facciamo di Natale. fare? Chi si assume la responsabilità? Presidente, Prego, che così si allontana anche dal fuoco, perché Ecco, tra il bene della montagna rigorosamente e la legna con un sicuramente è pignoletto del importantissimo. territorio bolognese. Esatto, Cantina Corte d'Aibo, un'eccellenza a livello bio, non solo dei colli bolognesi, anche a livello europeo. Biologico, tra l'altro. Bio, assolutamente. Allora, Presidente, qua è il momento, È il momento clou. vediamo un po' se serve un aiutino oppure... C'è sempre Io l'abbraccio del mi... contadino in appoggio. No, non è nulla di grave, è semplicemente una decorazione di Natale. Ecco, Eccoci qua. allora, io comincio subito con gli auguri, perché mi sembra fondamentale proprio puntata di Natale, tantissimi auguri di buon Natale a tutti, buon Natale e buone feste anche ovviamente per tutto l'anno nuovo che verrà. È un Natale all'insegna dei nostri prodotti, quindi insomma non andiamo magari a trovare cose molto esotiche quando possiamo trovare tutto quanto e di qualità nel nostro territorio. Quindi un augurio con i prodotti del territorio. Esatto, assolutamente sì, un augurio anche a visitare in queste feste di Natale, perché no, i territori dell'Appennino che neve o non neve, ce ne sia, non ce ne sia, comunque sono bellissimi e nel caso anche ci fosse nebbia, pioggia come abbiamo avuto noi un pochino in questi giorni, beh, state all'interno e vi gustate Anzi, tutto questo ben di Dio. si assaporano ancora di più. Esatto, ancora meglio. E possiamo permetterci di bere un gin, un nocino, appena un po' di più, non tanto di più. Non tanto di più, no, assolutamente. Quindi Allora, un brindisi, un brindisi a lungo. per tutti. Poi dopo il bicchiere lo diamo anche ai nostri ragazzi. Ecco, un che voi non li ringraziamento vedete, anche a loro che non Esatto. li vedete, a Davide, a Vincenzo, a Marco che A stanno tutti, esatto, quindi auguri. dall'altra parte. Adesso lavorano, ma poi il brindisi lo fanno anche loro. Grazie ancora per averci seguito, buon Natale a tutti e come sempre in sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti per vederci, rivederci, tanto non vi stancherete mai. Buone feste a tutti. Buone feste, auguri. Auguri. In collaborazione con